Trovata senza vita all'esterno della sua abitazione a Molvena di Colceresa, in via Monteferro, riversa a terra in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di Maria Santina Chemello, 92 anni. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare. Sul corpo, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate ferite. Tuttavia la procura ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto insomma, siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono delle indagini in corso, spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito insomma, il caso. La casa, dove vivrebbero anche il figlio della donna e la compagna di lui, è stata posta sotto sequestro. L'anziana pare soffrisse da tempo di gravi problemi di salute, perciò non si esclude anche una morte dovuta a cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Sicuramente se aveva delle patologie pregresse aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto, le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, insomma, anche per le forze dell'ordine.